Una lettera dell'assessore Veneto alla Sanità, un documento preparato dai medici regionali che comunque verrà trasmesso al Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin e in più un nuovo comunicato stampa con il quale la Regione stuzzica il Ministero. Non scende il livello di attrito fra Venezia e Roma dopo il sequestro operato dai NAS di documentazioni e cartelle cliniche dei primi pazienti trattati nei 21 comuni fra Verona, Vicenza e Padova con la plasmaferesi per ripulire il loro sangue dal PFAS. L'assessore Luca Coletto ha scritto al Ministero come le sue affermazioni possono aver fatto sorgere dubbi anche riguardo un decreto ministeriale di 2 anni fa che prevedeva l'utilizzo della plasmaferesi rispondendo a requisiti di qualità e sicurezza del sangue. Un comunicato stilato in mattinata dalla Regione ha mosso un ulteriore appunto presentando il resoconto stenografico degli atti parlamentari della seduta alla Camera del 13 dicembre in cui la Lorenzin precisava come Ministero e Istituto Superiore di Sanità non fossero stati formalmente interessati dalla Regione dell'utilizzo della terapia. Dichiarazione in contrasto con quanto contenuto e commentato proprio dalla missiva dell'assessore Coletto. E poi vi sono i medici dei dipartimenti trasfusionali veneti. Riuniti a Padova hanno scritto come ogni anno avvengano milioni di plasmaferesi in tutto il mondo e se ci fossero reazioni avverse sarebbe assurdo che la pratica proseguisse con tale frequenza. In Veneto hanno concluso, in prima battuta i dati preliminari mostrano come la plasmaferesi sia stata applicata efficacemente.